sono ore cruciali, giornate cruciali per la nostra candidatura di Cortina, Dolomiti UNESCO e quindi tutto questo hub, l'hub degli sport invernali più grande in Europa e tra i più grandi al mondo, no? Inizia così il messaggio vocale del presidente del Veneto Luca Zaia per sostenere la candidatura di Cortina Dolomiti alle Olimpiadi invernali del 2026. Poco più di 1 minuto e 20 di audio che ben presto arriva ai cellulari di decine di persone, consiglieri e assessori regionali in primis, ma anche giornalisti e scrittori, a chiunque cioè possa fare la sua parte per sostenere la partita. Ecco, vi dico, per le conoscenze che avete, per i contatti che avete, cercate, anche se, come si può dire, rischiamo di essere, come si può dire, troppo insistenti, però contattiamo tutte le persone che conosciamo a tutti i livelli perché scrivano, perché dichiarino, perché sostengano, perché parlino delle nostre Olimpiadi. Rispettiamo tutte le candidature, ma se è vero, prosegue Zaia, che ci crediamo fino in fondo, dobbiamo sostenere la candidatura. È giusto che un Veneto sostenga il Veneto e quindi facciamo in modo che tutti gli stakeholders, che tutti coloro che sono vicini al Veneto, che tutti coloro che amano il Veneto, vengono a vacanze in Veneto, lavorano in Veneto, vivono in Veneto, dicano la loro, cioè lo dicano nei giornali, lo dicano scrivendo lettere, lo dicano facendo post. E perché il messaggio sia ancora più chiaro, arriva questo banner che il presidente Zaia invita a condividere a 360 gradi. Le Dolomiti imbiancate sullo sfondo, come se fossero già pronte ad ospitare gli atleti delle Olimpiadi, e in primo piano la scritta "Io sto con Cortina 2026". Intanto arrivano già i primi sostenitori alla candidatura. Il presidente di Federalberghi Veneto, Marco Micchielli, ha inviato una lettera al presidente del CONI, Giovanni Malagò. La proposta del territorio dolomitico, scrive, è ispirata da principi di massima sostenibilità economica, ambientale e sociale e intende dimostrare la possibilità concreta di conciliare standard organizzativi e di servizi elevati con l'iconicità e la delicatezza di un territorio già inserito dal 2009 tra i patrimoni dell'umanità UNESCO. Per questi semplici ma fondati motivi, conclude la lettera, la nostra federazione regionale sostiene questa candidatura con le proprie associazioni territoriali di Cortina d'Ampezzo e di Belluno e auspica che il comitato da lei presieduto possa condividere questa proposta, portando le Dolomiti come indicazione italiana per le Olimpiadi invernali del 2026.